Yes, I understand, but I am a ballerino. Mica un venditore di tappeti, ok? Capito? Yes, I understand. Ma ne ho bisogno per stasera. Ok, of course. Naturally. Bye bye. Ciao, ciao. Hai i capelli sul viso. No, 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 così, senza gonna, in piedi. In America ho vissuto in tanti casi, ma non ricordo come sono fatti dentro. Dovevo accettare quello che il caso mi offriva. Una volta venivo in taxi giù dalla 50ª strada. Ho lanciato un petardo e scoppiato. Nessuno se ne è accorto. Uomini e donne andavano su e giù per i marciapiedi, specie di animali, mezzi di carne, mezzi di celluloide. Le donne sorridono tutte con dei sorrisi glaciali che sembrano conservati in frigidaire. Gli uomini sorridono ogni tanto. I vivi pedinano i morti senza cessare di sorridere per esibire i loro magnifici denti bianchi. Sorridete, sorridete. Devi sorridere sempre. Loro hanno una filosofia che mette il tragico dentro delle parentesi. Non lo nega, ma si sforza di abolirlo e di trovare delle soluzioni ottimistiche. Già per gli americani i loro 20 milioni di negri non sono una tragedia. Ah, no, no, così non va.
O le facciamo come Dio comanda oppure è inutile. So bene che tipo di fotografia vogliono quelli là. Dai, togliti la sottoveste, su. Ecco. Ecco quello che ci vuole. Ecco, mettiti questo attorno ai fianchi. Così. Bella quella ragazza, sai Mario? Wonderful, molto molto bella. Ti dispiace se le chiedo di venire a letto con me? Who knows, one day I might even graduate to being a queer. Adesso girati, Orchidea. Me ne servono 3, 4, 5, in figura intera e in primo piano. Mario non c'è. È di sopra. Aspetta, Silvano. Guardi, suona benissimo, ma ha sbagliato l'attacco. È scemo. È scemo o ci fa? Se le dico di no, basta. No, non ti amo, non ti amo, non ti amo. Oh, io non sapevo, Non ti ama. che fosse una vera moglie per te. E adesso lo Io sai, ora non te la prendere. mi sento triste, Sei un molto ragazzo, molto è chiaro. triste. Allora che fate, ci vediamo giù? Sì, ora scendiamo. Ah, bene, ci vediamo di sotto, sì. Si è innamorato. Drink? Ha parlato per un'ora senza che abbia capito niente. Poi improvvisamente mi è saltato addosso. Perché si sente solo. Ciao. Io vado, eh? Ciao. Sì, Andiamo giù. fatelo suonare. Ciao. Su, spicciati. Tieni. Per forza. Non possiamo più fidarci nemmeno degli uccelli. Bisogna giocare tutto d'anticipo. Se non spariamo noi, ci spareranno loro. Hai visto Hitchcock? Volano troppo alti, non li prendi. Serve come intimidazione. Sì, ho capito. Meno male sorridi. Ti posso chiedere che cosa facevi lassù? Così combinata, eh? Perché non mi hai telefonato? E adesso lavoro in grande. Bugiardo. Sei un bugiardo. Tu dici proprio? L'ultima volta che ti ho visto, vendevi i tappeti al porto. Ma mio padre è americano, fa il giornalista a Filadelfia. È stato lui che ha detto a mia madre di farmi studiare musica. Sei molto amica di Mario. Così. Ieri t'ho vista. Eri su una Cadillac bianca. Mi stava bene? Sì, certo. Non è jazz hot, non è jazz cold. È jazz tiepido, abbastanza per riscaldare.
Vorrei anche cambiare il nome. Figurati. Elisabeth Orchidea, ti piace? Sì. Elisabeth Orchidea. Ma dici che ci starà aspettando? Vedrai che abbiamo fatto tardi. Sta attento. Ma guarda questo. Oh. Scusi tanto, mi fa accendere? Ecco, ho trovato dove le nasconde Alessandra. E allora? Questa università? Ci sono ancora 3 giorni. Poi si chiudono le iscrizioni? Sì. Hai già un'idea? No. Ma come? Voi sapete sempre tutto. Noi chi? Ah, già. Ma ti sembra così importante l'università, Andrea? L'altro giorno il figlio di un mio amico, avrà 16 anni, mi ha detto per filo e per segno quello che farà fino ai 50. Ha pianificato tutto. Posso venire mezz'ora più tardi stasera, dottore? Sì, sì, a stasera. Grazie. Buongiorno. Allora l'altro giorno abbiamo parlato per 3 ore a vuoto. Mi hai preso in giro. C'ho un dente che mi dà fastidio, ho paura che dovrò venirti a trovare anch'io. Ma tu come facesti a scegliere questo? Una missione. C'è gente come te che ha mal di denti. Vieni venerdì. Telefonami prima. Avevo già delle responsabilità per guadagnare prima. A quei tempi c'era poco da scegliere.
Io insisto per chimica, le ragioni te l'ho già dette. Chimica, chimica. Alchimia negromantica. Uso, scambi linguistici, filologia, fenomenologia, etnologia del profondo. Chimica, chimica e farmaceutica. Perché no? Guarda tuo zio. Ciao! Ho una fame terribile. Ciao Silvano. Si mangia, è pronto? Caro El, siamo due fratelli napoletani e vogliamo la guerra. Ma non una guerriglia come quella del Vietnam o quella precedente alla Corea o le disordinate sparatorie africane di questi ultimi tempi. No, signore, noi vogliamo una guerra seria. Senti, una guerra radicale, totale, universale. La butto, non la butto. La bomba atomica, si intende. La nostra risposta è buttatela, buttatela. Fateci la cortesia, buttatela. Una piedigrotta universale, così non se ne parla più. Niente di meno, che cosa cretina scrivono al giornale. Ma su, rimani. Ho preparato anche per te. Non posso, oggi, guarda, proprio non posso. Ho un impegno, te l'ho detto. Andrea, in tavola. Diglielo anche tu che gli devi parlare. Già fatto, ho parlato abbastanza. No, vado a casa, ho da fare, devo riuscire subito. Indovina chi ho incontrato. Ciao, ti saluto. Che fai? Mi telefoni, Pussycat? Ciao. Ogni sera quando torni a casa tua io già penso che domani ci vedremo, amore mio, amore mio. Se sapessi che anche tu non aspetti che il momento di stare con me. Ogni sera quando tu mi lasci solo io già penso che potresti non tornare, amore mio, amore mio. E io vorrei. Volevo prendere una fetta di dolce, ma non c'è. Per un giorno solo restare con te. Amore mio, se sapessi che anche tu Ah, sì, ho capito. non Ma come devo fare? che il momento Come faccio a convincerla? di stare Forse tu hai ragione. Si può provare, è solo questione di non ogni sera. Allora, cosa decidi? Proviamo? Quando tu mi lasci solo Ma io già no, penso non è lontano. che potresti non tornare, amore. Va bene, oggi. mio. Puoi scherzare. Vabbè, va. Senti. Amore mio. No, allora non è possibile. Vorrei. La vita è troppo complicata per quando fatta così piccola. Hai sbagliato. Hop! In libertà. Viva la libertà. Sì.
fa per dire. La sensazione è quello che basta. Quello che basta. Oh, via! Regolare. Provo uno scatto. Più veloce, senza affanno. Allungare, allungare, allungare. Sprint. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Quasi. Ecco come si presentano le condizioni del tempo nelle prossime ore. Su tutte le regioni, possibilità di temporali. La produzione del giornale radio è... Povero Silvano, tu soffri tanto, gli uomini soffrono tanto, tu sei solo al mondo. Io mi prenderò cura di te tutti i giorni, mio angelo. All the day, darling, I just want to be near you. Silvano? Silvano, cosa fai? Cerco le sigarette. Fumi troppo, sei un bambino viziato. Ma dove le hai messe? Hai visto nell'armadio? Eccole dove erano. Ah, le hai trovate? Facciamo a cambio. Perché oggi hai detto a quella tua amica che non sono il tuo fidanzato? Che cosa avrei dovuto dire? Che sono il tuo fidanzato, il tuo uomo, tuo marito. Il mio marito. Il mio uomo, il mio fidanzato, il mio marito. Sono così buffi gli uomini. Cercano le essenze. L'unica essenza è la donna. Ma loro si spaventano e scappano via a mettere su grosse costruzioni astratte. Vuoi dire che dovrebbero starsene tutto il giorno con l'essenza, sdraiati sotto un albero con una donna? Loro partono e fanno grandi guerre e considerano la donna come una preda, invece che come esseri umani. Dove? Dappertutto. Come stai? Grazie, uguale. Ah, sei stata dal medico? Sì, è venuto. E che cosa ha detto? Che quella cosa. Io te l'avevo detto. Per questo allora ridevi sempre. Che facciamo? Mm? Non lo so, Joy, quello che ti pare. Silvano, che facciamo? Te l'ho detto, quello che vuoi. Non ricordo più quanto zucchero. Allora vuol dire che non mi ami più. Più. Se l'amore non diventa un'abitudine, non è vero amore. Perché? Perché non ti piace. Perché non piace mai una cosa da cui si viene. Come sarebbe a dire? A chi telefoni? Pronto?
è? Ha 15 anni. Mi piaceva, ero curiosa, volevo smettere di essere una ragazzina. Una mezza dozzina, forse. Sognare è la parola giusta, ma da sveglia non mi è mai passato per la mente. Se l'amore lo si prende sul serio, non ci si innamora più di 2 o 3 volte nella vita. No, non lo so. No, ma a scuola ci sono andata molto vicina. Però erano soltanto giochi, non si sapeva bene quello che si faceva. Non è certamente quello che vorrebbe la morale. Non travorrendo nulla. Sono esseri come noi, lasciamoli vivere. Mica tanto la prima volta. 321 a seconda. Lei come si chiama? Concetto Adriano. Quale scuola ha frequentato? Ho frequentato... Sono stato a Portici, al collegio. Continui ancora? Adesso no. Ho lasciato, ho dovuto abbandonare. E lavori? Adesso no. Prima lavoravo, ma adesso non lavoro più. Hai fatto mai delle ricerche per rintracciare tuo padre? No. Hai conosciuto delle ragazze bianche? No. Le preferisci naturalmente? Sì. E perché? È così, non lo so. Va bene, ora basta te. Ora sentiamo gli altri. Aspettate però prima. Mentre prepari io un momento di silenzio, per favore, prego. Grazie. Questo è il rione Berlingeri. Ci troviamo a Napoli per fare un servizio sui figli della guerra. Adesso un primo piano qui, ripetiamola. 321 seconda. Questo è il rione Berlingeri. Ci troviamo a Napoli, dove siamo stati ospitati dalla signora Morabito, per fare un'inchiesta sui cosiddetti figli della Madonna. Sì, perché a Napoli i figli della guerra e di nessuno sono benevolmente chiamati così. Allora noi chiamiamo figli neri della Madonna questi ragazzi nati da militari Ma di che è colore. successo? Tutta questa gente che fa? Sono quelli della televisione. Ma almeno dico, ti hanno dato qualche cosa. Un po' di primi piani adesso. Una panoramica da destra a sinistra. Bene, così adesso ancora sulla ragazza. 326 sesta. Anna Morabito, nata a Napoli. Nel 1945 vivo con la nonna. Ma dove sta? Anna, sta da quella parte. Con quelli della televisione, la intervistano. Sì, certo che mi piacerebbe, ma che ci devo fare? Non mi crescono proprio i capelli. Ho provato in tutti i modi, tante frizioni. Pure il parrucchiere mi ha detto che non... Se non sai cosa dire, di i numeri. Ci pensiamo noi dopo a doppiare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ecco, brava. Adesso ricomincia. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50... Ciao. Ciao. Ti intervistano, eh? Va pure, hai contato abbastanza. Anche lei è un figlio della guerra? Chi ti frega? A questa comitiva così allera, uomini chic e femmine pittate. Ma questa è una festa e balla,
Uomini chic. No, no, che stai dicendo? Ah, io sono scesa a Coppo Sciarapallo. Com'è? Che è successo? Ho perso il ritmo. A me che importa? Saggio raputa a porta e sottrasuto qua. Musica musicante. Espressione. Fatemi sì, molto onore. Stasera in mezzo a stommini eleganti, a palla un contrino. Muoviti, avanti. Fattore. Fatevi molto onore. Bravo così. Così va bene? Va benissimo. Meno male. Vorrei farti sentire questa piccirella. Insomma, va bene. Fuori tutti, sgombrate. Olivo. Il maestro Olivo, Orchidea. Molto lieto di fare la sua conoscenza. Il piacere è tutto mio. You little one, I wanna dance with you. Give me your hand and come along with me. Taboo is just a dance we wanna do alone. Ma Orchidea è già una diva. Sì, una diva senza nome. Ma la guardi bene, lei ha una certa qualità. Ma no, è un tipo come un altro. Guardi questa. Ha una qualità facile. Today you're here, tomorrow who knows where. Shake your waist like the day. Twist yourself round again. Taboom is just the dance we wanna do. Hello, shake your waist. Chi è Presenza 4? Uno spirito molto importante. Non vuol dirlo, ma io ho la mia teoria. Però aspetto, ancora non lo conosco bene. Mi bastano altre 2 sedute. Devo studiare qualche domanda. Tieni. Grazie. E la mano come va? Ah, la mia mano va molto meglio. Questo medico mi pare prezioso. Ha indovinato subito la cura adatta. Fra poco la mano sarà più in salute di me stessa. Con quella pomata hai guarito subito. Lo dice anche il dottore. Guarda, le mani delle donne sono sempre le cose che i signori osservano subito. Non ti pare? Ed ora con quella pomata sono a posto, come vedi. Ti fa piacere? Guarda. La violenza disintossica. Bello! Che cosa? Quello lì. Guarda lì. L'hai visto? Sì.
Senti, John, sai, questa scarpa che mi ci sono male di spalle. Sangue. Vieni anche tu. Perché non gli fai qualcosa? Che dovrei fare? Picchiarlo, scusa, che è più forte, lui o te? Danilo! Silvano, Come i geni? Silvano, Sì? posso parlarti? Scusa, Giulio. Allora, vieni. Sì. Perché mi hai portato qui? Così, Dammene una. sei il solito bugiardo. Un po' bambino e un po' ipocrita. Ha ragione papà. Ma che cosa vuoi? Reciti sempre. Sai che cosa dice anche? Non mi interessa. Intanto, se non lo senti da me, lo sentirei da lui. Allora questo regalino me lo fai? Per forza devo farti questo regalino, assolutamente. Non hai promesso. È una promessa, via. Almeno una bambolina così. E poi tu che mi regali? Vorrai darmi qualcosa in cambio, no? Un bacino. E allora dai, un bacino. No, no, non qui. Eh sì. No. E perché? Per la strada. Dai. No. E che mi importa, scusa. Dai. No. No. Posso chiederti una cosa molto importante. Dai, coraggio. È una cosa molto confidenziale, una cosa delicatissima. Mm. Non ho il coraggio di dirla. Posso? Dai, ti ascolto. Di che si tratta? Su. Si tratta Le della tua sigarette. Beh, che ci posso fare? Le ho finite. Sempre le mie fumi. Che fai? Ridammele. No, Oh. Ridammele. te le tengo io, eh? Tanto non ti faccio accendere. Non ti faccio accendere. Dai, smettila, Dai, per favore, dai. Le te lo rapporto sul fuoco. È che sono mie, non voglio che me le fumi. Ma se non ce l'ho. Se non ce l'hai, comprale. Scusa un momento. Orchidea, vieni a vedere. Guarda che faccia. Brutta. È meravigliosa, vieni, entriamo. La macchina. Ma sei matto. Prego, signora. Ma posso davvero? Ma certo, è sua. Scusi, per piacere? Ma non suona. Signor direttore, è un cliente. Sì, ma vede, il portabagagli non mi pare molto capace. Buonasera. Buonasera. Una linea simpatica, femminile, adatta alle donne. Sì, però vorrei conoscere le condizioni. Io pago con assegno. Prego, si accomodi. Da questa parte, venga. Che numero ha il suo conto corrente? 7.323. È intestato a lei personalmente? Ah, certamente. Che banca? Agenzia numero 15, Banco di Napoli. Allora senza rate. Perché? C'è differenza? Sa, ci sono gli interessi, il prezzo aumenta. Ah, yes. Bene. Ma questo nuovo sistema di sospensioni, io non vorrei che fosse... Guardi, se lei ha affari a Milano, va al mattino, torna la sera e non si stanca affatto, glielo posso garantire. Una volta tanto la pubblicità dice il vero. Ne abbiamo vendute 3, una è Ruffo. Vedrà, ne sarà soddisfatto. Bene, mi fido di lei.
Mia moglie preferirebbe il rosa fragola. Ma lei sa, ogni casa ha i suoi colori. Purtroppo il rosa fragola non c'è. C'è un verde smeraldo proprio bello. No, non ha importanza. Pazienza. Prendiamo quella della mostra. Metta pure la data di domani, se vuole. Ne abbiamo? 7. Ecco. Grazie. Mi raccomando la consegna. Senz'altro, non dubiti. Io voglio questa, eh? Ma sì, già gliel'ho detto. Sei contenta? Ti piace? Grazie. Sempre a disposizione per ogni evenienza. Buonasera. 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 Guidi come una dannata. Però non è che sei diventata brava. Ho un tigre dentro. E tu? Che animale sei tu? Certo, una specie diversa dalla tua. Ti ho cercata a casa ieri sera per dirti che non potevo venire. Non te l'hanno detto che ti avevo telefonato? Volevi parlarmi? No, soltanto vederti. Tu non volevi vedermi? Dove vuoi portarmi adesso? Vuoi che ci fermiamo? Ho quasi deciso di smetterla con l'ufficio. È una barba da morire, sai? Figurati che per non annoiarmi quando non avevo niente da fare, davo una mano agli altri. E così il capo ufficio adesso si approfitta di me. L'altro giorno si era fermato in un angolo per vedermi di sotto mentre scendevo le scale. Da dove mi telefonavi ieri? Da Franco. Perché hai voluto vedermi? E hai voluto vedermi solo per questo? Sì, mi ha fatto piacere. A me sì, lo giuro. Perché pensavo che ti avrebbe fatto piacere vedermi. Tu sei la mia sorellina, la mia unica sorellina, morta prima di me, con delle fantastiche corna bianche, un nasino da pugile e 2 grandi piedi sessuali che ho sempre voglia di baciare. Pensa un po', Silvano, vorrei tanto poter invecchiare insieme, poter invecchiare insieme. Se noi potessimo invecchiare insieme. Questo rosa non è il colore che ha la carne della gente. Le talpe, le zampette delle talpe sono così tenere, così animali. Vuoi...
Vuoi che ti accompagni a casa? No. Ehi, ingegnere, dove hai lasciato il branco? Ciao. È un po' che non ci vediamo, come va? Le migliori menti della mia generazione distrutte dalla pazzia. Affamate, nude, isteriche, che si trascinano per strade di negri all'alba in cerca di droga rabbiosa. Marta e Silvano. Che c'è? Ho incontrato tuo padre l'altro giorno. Sei tu che lo fai invecchiare a quel modo? Un ingegnere e una chimica. E chemist. Bene. Si dice così, no? Sì, certo. Scommetto che questo è il viaggio più lungo che hai fatto da 3 mesi in qua. Non sei mai uscito dal tuo studio. Confessa. L'Italia è troppo bella. A volte fa male agli occhi. L'estate scorsa in Lambretta sono arrivato fino sulla Costa Azzurra. Mi sono fermato su una piazza a Nizza, ho preso un gelato e poi sono tornato indietro. Se tu fossi capace di scrivere una cosa così, perché non la scrivi? Perché no? Mi dai una sigaretta? Fortunato te che non hai figli. E tu che ne sai? Sembra una cosa un po' difficile da stabilire. Beh, almeno non mi pare. Perché se ne avessi, che succederebbe? Pensi che scriverei meglio? Che riuscirei a farmi leggere da te? Io invece ho troppi padri. Quelli che conosco, quelli che non conosco e quelli che mi invento. Stavi pensando a questo quando l'ho caricato? Figurati. Allora non mi conosci affatto. È tutta una storia inventata. Sono sicuro che hai aggiunto quello che ti fa comodo.
verso una pietra indecifrabile. È qui dove si parte. Noi moriamo coi morenti. Essi se ne vanno e noi con loro. L'attimo della rosa e quello della pianta di tasso sono di egual durata. Un popolo senza storia non si redime dal tempo, perché la storia è un disegno intessuto di attimi senza tempo. C'è nessuno? C'è nessuno? Ah, ecco. Buongiorno. Buongiorno. Dite? Lei abita proprio qui? Sì, da 3 anni, sono il guardiano. E vive qui? Sì, in questa casa. Viene molta gente a visitare il teatro? Non molto, vengono più per vedere la casa prefabbricata. Durante la guerra qui c'è morto mio padre. Non se n'è saputo più niente. Il suo corpo non è stato più ritrovato. Quella notte pensai che non avrei più rivisto quelle scene. I cavalli gonfi di sangue pisto sulle strade, la donna incinta alla finestra, mia madre con una scheggia conficcata nella fronte. Bisognava fare parecchi chilometri prima di arrivarci. Un giorno la neve era così alta che più si andava avanti e più si diventava corti. Io mi vedevo dal ginocchio in su, l'altro solo il petto e la testa. Ci arrivai nell'estate 43 e partii nell'estate 44. Però non era proprio Roccamonfina, in una frazione, il Gallo si chiamava. Eravamo nella casa di un vecchio soprannominato Santolone, forse perché era molto alto. Una sera nel circolo si riversò tutto il Gallo per ascoltare la radio. Chissà perché, la luce della radio sembrava la sola del paese. Era una luce sbiadita, gialla, invece la voce era grave. Quella voce disse che la guerra era finita. La moglie però da quel giorno cominciò a sragionare. Anche prima era una donna che parlava poco, ma dopo quel giorno però sembrava diventata di legno. Il marito la faceva vedere a Napoli, a Caserta, ma poi la chiuse in casa e non la fece vedere più a nessuno. La casa di Santolone invece è allo stesso posto, sulla strada nuova, davanti ai paesi. Teano, mi pare. Lì sta. Lui però è morto. La lapide dice nato e morto. Their names live forevermore. Bruce, Curran, Greenough, Shepard, James, Haddock, Lewis, York. Non si può sapere, perché su ogni lapide c'è anche più di un nome. Comunque sono molti, quasi 1000 ogni quadrato. Infatti i registri per i visitatori, sia italiani che stranieri, vengono cambiati molto spesso. Ciascuno scrive il proprio nome, la data della visita e anche qualche commento, per esempio, è bello ma triste, oppure bello da vedere. Anche soltanto Cassino, New York, Parigi. Per tutto il tempo che sono stato con loro, mi sembrava che non facessero altro durante il giorno che prendere il tè. Ma anche la barba la facevano spesso. Poi quando si sciacquavano sembravano tutti uguali, tutti giovani, tutti puliti. Io non ho mai più rivisto tanta gente insieme così pulita e anche di così poche parole.
a soldier of the Second World War. Ben tenuto. 234781. Parigi. Casino. Bello da guardare. This is my body. Private. New York. Bello da guardare. 23 in each row. 1,840 on one side and the same number on the other side. Then there are those in front. There are a lot of officers here and lots of young boys. Boys of 19 or 20 and even 18. Silvano Manera, via Fusco 10, Napoli. 1318956, Sergeant. PGA Morsley Wireless Operator. Bello da guardare. Bello da guardare. Cassino. Ben tenuto. This is my body. 19, 21, 21, 19, 19, 20. Io non ho mai più rivisto tanta gente insieme così pulita e anche di così poche parole. Triste. Commovente. 21, 19. 234781. Ben tenuto. Bello da guardare. Royal Air Force, 22nd of April 1944, age 22. Tutti giovani, tutti puliti. Ben tenuto. New York. Parigi. Cassino. Bello da guardare. Ben tenuto. Ben tenuto. Molto credito va a chi lo cura. Bello da guardare. Bello ma triste. Tutti giovani, tutti puliti. Father and mother. 19, 21, 21, 21. Bello da guardare. Molto credito va a chi lo cura. He is forever. Parigi. 19, 21, 21, 21. 6465497, Fusilier. Triste. Parigi. Their names live forevermore. New York. Viva l'Inghilterra. Is it mine to remember when others forget? È un po' che è guasto. Si è messa a farmi male tutto di colpo, stamattina. Allora, apri. Fa male qui? Aspetta. Niente paura. Per fortuna non è gonfio. Nel nord è molto usato. Vedrai che non sentirai niente. È un procedimento modernissimo. Si chiama protossido d'azoto o anche gas esilarante. Perché tutti sorridono alla fine. Ecco, questa è la maschera. Si applica così. Distenditi ancora di più. Rilassati, su. Conta e respira profondamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, avanti su, 12, 13, 14, 15.
Ciao, Silvano. Ciao. Ma che fai? Sei andata fuori tono, non te ne sei accorta. Non è la seconda riga. No, infatti è la terza riga numero 20. Niente di male, riprendiamo scusate. tutto da capo, d'accordo? Allora, pronti? Riprendiamo dal diesis. Via. Mio padre? No, io non l'ho mai conosciuto, mio padre. La storia Sono di stato un questo povero ragazzo è disgraziato tipica che ha per sempre capire le dovuto vicende lottare di da un solo, gruppo particolare di figli della guerra. sempre Certo, anche dovuto l'esercito tedesco avrà lasciato in Italia tracce vive della sua lunga occupazione, ma è ovvio che in questi l'origine legata a quel tragico evento è stata più evidente fin dal primo momento che sono venuti alla vita. Ma diamo la parola direttamente ai familiari. Ma lei è la nonna o la zia? Sì, io sono la nonna. E la ragazza ha sempre vissuto con la madre? No, mia figlia non vive con la ragazza. Molte volte di questi ragazzi, fin dai primi Nonna, anni, le quella sei madri tu. si sono disinteressate del tutto. E allora sono state le nonne, i nonni, a prendersene cura. Signora Moravito, è stata sempre lei ad assistere Anna, anche da bambina. Ma questo è solo un aspetto del problema. Volevamo effettuare qualche ripresa nei campi di Amersey, di Capua, ma ci è stato possibile cogliere soltanto queste immagini esterne. Io prendo il sussidio. Ai tempi della guerra, subito dopo, ci hanno portato qui dicendo che in Italia era la nostra patria. Mario! E state zitta, lasciatemi sentire. Laggiù. Ma lei è cittadina italiana? Sì, mio marito è italiano, venuto giù prima della guerra, ma adesso ci fanno vivere in campo di concentramento. È anche invalido di guerra. Solo i miei figli lavorano, ma è troppo poco per pagare un affitto fuori. Io devo assistere a lui. Ma torniamo al filone principale della nostra inchiesta e precisamente al servizio del nostro regista sui figli neri della Madonna. Ecco la nostra Anna Moravito. Abbiamo voluto fare un esperimento. Abbiamo portato una parrucca per studiare le sue reazioni a proposito del dramma dei capelli. Ti piace? Sì. Ora toglila e rimettila davanti allo specchio. Ti piace così la tua faccia? Ti divertirai di più a uscire, andare a spasso in mezzo alla gente. Sul problema dei ragazzi negri abbiamo voluto fare qualche domanda alla dottoressa Santostefano, presidentessa dell'Opera Protezione Ragazzi Senza Famiglia. Sì, io mi ricordo che ce ne occupammo subito dopo la liberazione. Da allora le proposte, gli studi sono stati tanti e se ne è occupata anche l'ONU, perché si diceva, essendo cittadini americani, dovrebbero vivere in America. Ma chi sono quelli? Chi sono? Chi lo sa? Me ne dai un po'? Te lo stai bevendo tutto? Lei è una del cinema e lui è americano. Ci guardano. Sì, ho visto. Guardano me. Ti guardano perché sei carina. Senta, me lo dà questo cioccolato, per favore? Un cioccolato con Sì, panna. con panna. Com'è, buona? Fresca. Guardano te. Oh. Uffa, mi sono sporcata il vestito. Aiutami per piacere, tutta colpa della panna. E loro continuano a guardarci. È sempre colpa della Guarda panna. un po'. Della panna. Tutta colpa della panna, Certo. Sono due esistenzialisti loro. Ehi, e che razza siete? L'amore è cieco. Preparatevi che piove.
Appena il riflettore mi centra si sente un urlo. Poi l'altro numero, sai, mi presento vestita da uomo, di spalle, sembra un facchino. Poi lascio scendere giù la giacca. E il pubblico? Cose turche, urlano. Ah, veramente? Sì, sì. Hai notato? Come no? Anche la vecchia col bambino, ci guardano tutti. Ma tu non esagerare, non specchiarti in ogni vetrina. Oh, scusi. Dai, corri. Che bella! Mi somiglia? Sì. Largo! Largo! Permesso! Permesso! Quanta gente, ma perché non se ne stanno a casa? Guarda. Che bello! Ma sì, lo giuro, ho battuto contro una porta. Il portone dell'università? Ma guarda come t'hanno conciato. Fai fatica anche a masticare. E tu? Le hai date almeno? Ma lasciatelo in pace. Si è anche fatto a pugni con un amico. Non è la morte di nessuno. E per te l'amicizia è solo un pretesto per cercare delle emozioni, dai, confessalo. Ma tu che sei la madre, li capisci questi due? Confessa. E per te cos'è? Certo che li capisco. Avrebbero avuto bisogno di un po' di schiaffi al momento buono. Sei perfino più bello così ammaccato come una mela. Sul serio, Silvano, finalmente sembri vivo. Se non la finisci ti arriva uno schiaffo che ti senti viva anche tu. E tu la faresti una partita a pugni con me? Una volta ti tiravo bene. Fa piacere notare questa carica aggressiva, questa esuberanza nella famiglia. Per tua norma, d'ora in poi mi occuperò soltanto di numeri. Mi sono iscritto a fisica. Non gli credere, recita. Lasciamo andare. Dimmi, l'hai detto sul serio? Sì, Io sì. ancora non ho capito quando scherzi o fai Sì, sul l'ho detto serio. sul serio. Ma Un prima o altro poi ci anno vedremo. arriverò. Un altro anno. Un altro anno vedremo. Prendi il caffè e te lo porto? Sì, grazie. Se vuoi occuparti di numeri, perché non fai il mago? In America hanno inventato una nuova scienza, la numerologia. Sì, sì, la conosco. Ti interessa? A proposito di quei giovani che tu dici di non capire. Ieri un ragazzo mi ha detto una cosa che mi è piaciuta molto. Diceva, Dio ci ha concesso di vivere una vita molto meno immorale dei nostri sogni. È bello, no? Perché? A me sembra più un'uscita spettacolare che una considerazione profonda. Non so, per me vuole dire che si sta diventando più civili e le paure di ognuno non possono più essere un pericolo per gli altri. Per me è più giusta se viene attribuita a persone anziane. Secondo me vuol dire vivere ingannandosi. L'importante è non ingannare gli altri. Se io ho dei sogni proibiti, è giusto che la mia vita sia tutta a livello di quei sogni, no? Sì, anche tu come Giovanna d'Arco. Se rimani qui ti faccio vedere una cosa. Che cosa? Ferma. Ferma così. Cosa vuoi fare? Aspetta. Il Guglielmo Tell. Dai.
Su, mettila in testa. No, voglio prendere il caffè, ma lasciami stare. Ma dai, fammi passare. Ecco, così. Brava. Ma no. Ti faccio vedere un gioco bellissimo, aspetta. Ecco, mettila in testa. Attenta, eh? 1, 2. Non ti fidi, eh? Bravo, ci credo. Senti. Ma no, dai. Grazie. Che vuoi? Binda, 27.300. Burgo, 13.800. Che fate voi oggi, ragazzi? Uscite? Non lo so, tu che fai? Esci? Mo. Volo? Io invece volevo cambiare i mobili. Questi? Che hanno che non va? Ho cambiato gusti. A me non piacciono più. Ho cambiato gusti e basta. Ma la casa, vuoi cambiarla ancora, sì o no? Senti, vuoi parlarne proprio adesso? Si può sapere che cos'hai? Non lo so quello che ho. Sei stata tu che mi hai messo in croce per cambiare casa. Prima la casa, adesso i mobili. Ho capito, sei nervosa per Silvano. Erminia è incinta. Ha 40 anni suonati. Da un pezzo sonati. Non saranno mica matti, lei e Enrico. Perché, scusa? Perché tu alla tua età te la sentiresti di ricominciare quelle noie spaventose, gli orari, le pappine. Io non mi sento più madre. Poco fa li guardavo a tavola mentre si mangiava. Alessandra e Silvano. Loro da una parte, noi dall'altra. Niente, finita. Finita. Perché l'altro giorno parlavi tanto accanitamente del laser? Con Alberto? Com'è Alberto? Io non lo conosco. Mi sembra intelligente. E poi sa tutto, è una cosa prodigiosa, sa tutto. E poi è anche bello. E Claudia l'hai più vista? No, saranno 20 giorni. Ma se prima stavate sempre assieme. Io non le ero molto simpatico, no? Non mi pare, non è una che soffre di antipatie. Sai che non mi hai mai fatto un regalo? Cosa vorresti? Un cammello. Potremmo fare un bel Lawrence d'Arabia tra noi. Tu hai 20 anni più di me, sei vecchio. Diventeremo mai vecchi? Vecchi come chi? Come Matusalemme, come Chaplin, Stravinsky, Picasso, Greta Garbo, James Dean. Come Andrea. Quanti morti c'erano? Più che in un pugno di dollari. Attenzione, noi due nel 2000 per la statistica varremo esattamente la metà. Adesso ognuno di noi è un 3 miliardesimo dell'umanità. Nel 2000 saremo solo un 7 miliardesimo. Ogni giorno che passa io sento di valere di più. E poi non credo agli atomi. Se ti interessa il laser. Ma che laser? Alberto. Tu quanto credi di valere? Almeno quanto il siero del dottor Sabin. Mi ricordo che una volta, durante la guerra, quando tu eri a Caserta... Ma che Caserta? Ero a Napoli. Caserta fu verso la fine, quando arrivarono gli americani.
Tu non ti ricordi mai i luoghi e le date. Fai sempre una gran confusione. Già. Però che gran brava persona tuo padre. Era un tipo in gamba, simpatico. Gliene abbiamo combinate io e te. Lui però ti ha sempre stimato. Certo, perché quando è nata Alessandra t'ho sposato. Mica mi obbligava nessuno a farlo. No, lui ti stimava in generale. La verità è che io sono proprio una brava persona, un uomo onesto, integro, leale. Non è così forse? Sì, sì, certo. Figurati. Da questi tuoi amici dobbiamo proprio andarci stasera? Sì, gliel'abbiamo promesso almeno 20 volte. Andrea, che cosa devo mettermi? Consigliami tu, io non ho fantasia oggi. Perché non ti metti quel taglier nero che ti sei messo per il matrimonio di Ornella? Ti sta molto bene. Già, è un'idea. Eppure non mi ricordo mai di metterlo. Ma dobbiamo portare qualcosa? Ma no, figurati se non hanno pensato a tutto. Tu ci andresti a letto con l'Amorò? E tu? Non scherzare. Dai, su, rispondi. Vuoi che affronti il problema scientificamente? Vediamo un po'. Io e l'Amorò. Silvano e Jeanne. Beh, se fossi un negro a Parigi, sì, forse sì. Dove la porteresti? A Venezia. E poi? Sulla Luna. E se non fossi un negro a Parigi? Oh? Beh, allora no, no. No, proprio no. Nemmeno sulla Luna. No. Con l'amore per fare l'amore bisogna essere in 3. Jules Jean. Ti fa male la mano? Anche lei sarà una donna come le altre? Perché? Come sono le donne? Ah, io mi sento diversa da 3 giorni fa. Tre giorni fa perché? 3 giorni fa. 3 giorni fa, 3 anni fa, 3000 anni fa. I cuori sono triangoli che si sono Jules Jean. appiattiti. In 2 compagnia, in 3 trigonometria. Tre giorni fa, 3 anni fa. 300 anni fa, 3000 anni fa, 3 milioni di anni fa, unicellulare protozoico.
Jules G. Silvano e Jean. In 2 compagnie, in 3 trigonometria. Oh, Milano, noi! Ehi, buongiorno, Sì, come va? buongiorno, finalmente l'ho trovato. Dove sta la macchina? E quale macchina? Lei lo sa benissimo. Sì, va bene, lo so. Non adesso continui a chiamo fare il dopo. furbo. Ma perché si arrabbia? Perché mi arrabbio? L'assegno è scoperto. Senta, io qui dentro Ora ho ci pensiamo un noi. bel piatto di 1,5 milioni spaghetti. E c'è anche del vino buono, lo sa. Io non lo scordo mai quello che hai fatto a me. Te si via da stamma non appartiene a te. Chi l'amore mio, tu non ci puoi sperare. Noi ci volimmo bene, perché nulla si sta. Oh, femmina, tu sei una mala femmina, gli stocchi hai fatto chiagnere, lacrime infanità. Oh, femmina, ti si via da stamma, il cuore tuo non sente, solo che vanità. Oh, can't you see how very much he means to me? How empty all my life would be if my dreams did not come true. Oh, femmina, tu sei una mala femmina. Basta così. Dammi le chiavi. Dio, non ti puoi immaginare. Oh, femmina, tu sei una mala femmina. Ehi! Ma i soldi che vi ho dato dell'anticipo? Oh, femmina, tu sei una mala femmina, ti porto tanto odio, non ti puoi immaginare. Sai, Silvano, che un giorno ti svegli e ti accorgerai che non sei più giovane. Sembrava ieri quando tu sei nato. E davvero era ieri. Veramente. Natale va e viene e passa così in fretta. Sembra che ogni giorno sia Natale. Oh, hey, you little one, I wanna dance with you. Give me your hand and come along with me. Taboom is just the dance we wanna do alone. Shake your waist like the doing. Twist yourself rather gay. So dance away, your spirit must be high. Today you're here, tomorrow who knows where. Shake your waist like the doing. Ti giuro che i soldi passano come l'acqua sulle mani. Lo credo. Ricordati di fare i regali per tempo. Altrimenti nei negozi c'è troppa gente. Quest'usanza di mandare i regali a Natale è una cosa stupida. I nordici fanno bene. Polenta e un bacio sulla faccia.
Shake your waist like the doing. Twist yourself round again. So dance away, your spirit must be high. Today you're here, tomorrow who knows where. Shake your waist like the doing. Twist yourself round again. Se andava quella poltrona, lui avrebbe potuto darmele tutte e due a buon prezzo, ma poi se si prendevano quelle succedeva che forse dovevamo cambiare casa. Beh, sì, lo potete fare. Io sono come la nonna. Lei non fa altro tutto il giorno che spostare la casa. Ha cambiato la camera 3 volte quest'anno. Una volta sono rientrato tardi e al buio, al posto del letto, c'era un bell'armadione. Lo faceva già con me quando ero bambina. Beh, allora è un vizio tondo il suo. La Russia continuò a ingrandirsi nell'Asia. Gli Stati Uniti, dopo il 96, ebbero il loro imperialismo. Il sentimento che portava a queste imprese era assai complesso, di vantaggi economici in parte reali e in parte di immaginazione, di potenza e prestigio politico, di amore nazionale che faceva desiderare l'estensione della propria lingua e cultura e costume. Ma la France, come diceva nell'85 il colonialista Ferry, ne veut pas être seulement un pays libre, mais un grand pays qui répand partout où il peut les porter ses mœurs, sa langue, ses armes, son drapeau, son génie. Quanto era bello Michele da bambino. Chissà che fine ha fatto. Michele chi? Il piccolo Michele. Di Romania. Deve essere morto. I giornali di queste cose non ne parlano mai. La nonna è di là? Sì, ma c'è l'avvocato. Ah, l'avvocato, sì. Salve, avvocato. Ciao, nonna. Prendo il telefono e vi lascio subito. Ma tu per telefono ci fai pure. Qualche volta sì. Non c'erano ai miei tempi tante comodità. Scusami, nonna, ma è lui che mi provoca. Va, chiacchiera. Chiacchiera, chiacchierone. Ciao. Che cosa hai fatto? Non sei uscita oggi? Ho scritto la canzone. Ah, sì, aspetta. Ti piace? Senti Silvano, sai una cosa? Ho pensato a quello che devi fare nella vita, quello che tu devi essere. Tu devi essere uno psichiatra, sai perché? Perché tu adesso sai tutto. Almeno tu devi essere un saggio, un uomo molto saggio. Siamo d'accordo, Silvano? Se io parto, tu puoi promettere. Silvano! Ah, sì, è vero. Allora prometti, Silvano? Prometti? Silvano! Ah, scusami un momento. Allora vieni? No, oggi non posso. Ciao. Ciao. Sei lì, sei ancora lì, Joy. È vero quello che hai detto, io so tutto su tutti. Tutto della nonna, di Andrea, della mamma, di Alessandra. So anche che farò un viaggio. Dovrà essere bellissimo. Però non so se tornerò, questo veramente non lo so. James Baldwin. Titolo: Mio padre doveva essere bellissimo. L'hai letto? Noi qui in Italia non leggiamo molti libri. Il clima è troppo bello. Almeno così dicono gli stranieri. Andiamo al mare, prendiamo il sole, andiamo al cinema, ogni mezz'ora al bar. E voi leggete molti libri in Nigeria? Sì, un pochino tanti. Qualche volta un libro fa bene. Ne vuoi scrivere qualcuno? Una volta ne ho trovato uno. Lo scrittore trovava guai in tutti, però il ragazzo della storia era più in gamba dello scrittore.
Per la prima volta c'ero io nella pagina, lo giuro. No, ero proprio io, lo giuro. Che vuol dire questo? Che sono più intelligente o più stupido? Me lo spieghi, per favore? Mi ci sono riconosciuto. Tu non sai niente di niente. Tu non sai le cose che esistono, le cose importanti. Ma tu non sei saggio. Certo, nessuno le vuole sapere. Anzi, se noi sappiamo, siamo più stupidi di prima. Forse io sono più stupido, ma se lo so, è anche vero che sono più intelligente, non ti pare? Come? Come hai detto? Te la cavi sempre con una battuta. Joy parte, lo sai? Joy ci lascia, ritorna a casa. Si chiama Enugu. Però lei va in città per conto suo. Easy come, easy go. È una fuga. Ma che vai dicendo? Ci dobbiamo dire addio allora, se parti? Vuoi venire anche tu? In 4 magari. Litigare sarebbe la cosa più divertente. Io so litigare molto bene. Dove mi porteresti? Al di là delle parole e delle montagne. Delle più dolci parole e delle più alte montagne. Tu sei stupido, non sai niente di niente. Ah, senti, nessuno sa niente di niente, non ti pare? Tu sei stupido. Ah, va bene, ho capito. E allora ricominciamo tutto da capo. C'era una volta un ragazzo, un italiano, un napoletano, però era anche Ma negro. chi può essere? Avrebbe dovuto avere molti amici e infatti i suoi amici erano molti e veri. Ma come sempre succede, anche questi amici... Perché tu non sei vero. Tu sei vero o no? Rispondi. Allora, rispondi qualcosa. E chi lo sa? La nonna direbbe come solo Dio sa. Solo Dio lo sa. Ma tu sei vero? Lei è abbastanza vecchio per sapere tutto, ti pare? Vedremo. Newspaper. Il futuro renderà conto di se stesso. Man. Vedi? Woman. Men. Women. Boy. Girl. Boys. Girls. A sinistra, a destra, a capovolta. Avanti un altro. 1,60, 75 kg. 26 agosto 45. 45. Hai preferenze? In che arma vorresti andare? Autocentro. Distenditi. Colonnello Argiuna al telefono. Amico Antonio. Lì. Avanti un altro. Hai i piedi troppo lunghi! Ti impicciano! Non credo che sarà molto difficile. Ad andarci al passo sì, mi sa che sia difficile. Dice che si stanca. Ce l'hai una sigaretta? No. Potenza Carmelo. Ti è piaciuta? Sì. È carina. È bella. Molto. Se ti porti bene ti regalo una divisa come quella. Dai, tirati là. E lasciami stare.
Guarda come sta combinato. Dai, tira di là. Vuoi diventare generale? Il sacramento è quella cosa che imprime il carattere, soldato per tutta l'eternità. Monaco! Monaco Mario! Un momento. Alla bilancia. Dritto, stai dritto. Si accomodi là. Vai pure. La cartella, grazie. Distenditi. Respira forte. Che c'è? Sei un tipo nervoso? Mi sento in Cadillac. E destra e Girati. sinistra. Su. Sì, A così. destra. A sinistra. Braccia avanti. A sinistra. Adesso lungo il Destra. corpo. Lungo il corpo. Capovolta. Capovolta. Alzati. A sinistra. A destra. Siediti. Avanti un altro. Arduini, Giulio! Avanti un altro. Puoi andare. Buongiorno. Marconi Attilio. Sì? Che professione facevi da Come? civile? Ho detto che professione facevi da Radiotecnico. civile. Sì, radiotecnico. Radiotecnico, bene, bene. Non è una cosa molto semplice, vediamo se ce la fai. Radiotecnico. Nome e cognome, luogo e data di nascita. Marini Giancarlo. Dove sei nato e quando? Pavia, 26/5/45. Residenza attuale è Napoli. Sì, Napoli. Via? Via Maestra 1. Professione? Calzolaio. 1,68. 75 Manera chili. Silvano. Sì. Come ti chiami? Manera Silvano. Nazionalità? Italiana. Dove sei nato? A Napoli. Noto Attilio. Anno? 1945. E capovolte. E capovolte. E a sinistra. E destra. Capovolta. Sinistra. E destra. 1,70, 68 kg. Distenditi. Braccia lungo il corpo. Apri la bocca. Respira forte. Puoi andare avanti un altro. Nome e cognome? Monaco Mario. Dove sei nato e quando? Napoli, 31 marzo 45. Residenza? Via Roma 18. Che professione facevi da civile? Commerciante. Lavoratore dipendente? Improprio. Io capitale, io lavoro. Di un po'. Fai lo spiritoso? Va bene, s'accomodi di là. Avanti un altro! A sinistra. Capovolta. A destra. A sinistra coricata. Capovolta. Capovolta. Braccia lungo il corpo. A sinistra. Apri la bocca. A sinistra. Capovolta. Capovolta. 1,60. Che professione facevi tu da civile? Studente. Avevi mai pensato all'esercito prima d'ora? Sì. Che arma vorresti scegliere? Paracadutista. Conosci già i gradi militari? Sì. Che titolo di studio hai? Terza media. Hai mai pensato all'esercito? Sì. In che arma vorresti andare? Dove si fanno le cose più difficili. Bisogna vedere se sei adatto. Figlioni Tommaso. Respira forte. Più forte. Fa male qui? Girati dall'altra parte. Distenditi. Sì, è tutto a posto. Passiamo a quell'altro. Buongiorno. Buongiorno. Che professione facevi da civile? Studente. Avevi mai pensato all'esercito prima d'ora? No. A che religione appartieni? Cattolica. Su, più alto. Bene. Puoi andare.
Dal tenente. Ho capito, va bene. Nome? Filippini Alberto. Tieni. Puoi andare. Grazie. La testa più alta. Alza il numero. Bene. Avanti un altro. Alza la testa. Un altro. Nome? Aurelio Amerigo. Puoi andare. Grazie. Io su il numero. Così. Fermo. Puoi andare. Dal tenente. Un altro. Nome? Potenza Carlo. Puoi andare. Andarci a spasso, sì. Io su. Che si sta. Fermo. Tu credi? Puoi andare. Hai una sigaretta? No. Avanti un altro. Nome? Agostini Franco. Ti è piaciuta? Sì. È carina, eh? Ancora. Fermo. Puoi andare. Avanti un altro. Che effetto ti fa torturare, Silvano? A volte riesco a torturare anche 10 ore al giorno. Un altro. Nome? Potenza Carlo. Puoi andare. Perché non fate silenzio? Fermo. Dal tenente. Puoi andare. Avanti un altro. Dal tenente. Avanti un altro. Nome? Di più. Di più. Guarda qui. Nome? Andreini Giuseppe. Fermo. Puoi andare. Avanti un altro. Nome? Grigliali Felice. Puoi andare. Avanti un altro. Ardenzi Antonio. Puoi andare. Fermo. Più su. Ancora. Puoi Senti, andare. tu che cosa preferisci? Ammazzare oppure essere ammazzato? Senti rimorso dopo aver ammazzato qualcuno? Puoi andare. Nella vita bisogna ammazzare se non si vuole essere ammazzati. Pianta. Provi rimorso dopo aver ammazzato qualcuno? Perché non fate silenzio? Puoi andare. Abbassa. Fermo. Datemi un mitra.